Questa sera siamo qua con l'Accademia delle Belle Arti per l'ultimo appuntamento con Avanti Young, la prima edizione, un'esperienza fatta con gli studenti delle accademie di Venezia, di Bologna, poi abbiamo avuto Brera e oggi abbiamo Firenze. Questa sera in modo particolare è estremamente multiculturale e interrazziale perché abbiamo dei ragazzi, abbiamo un ragazzo iraniano, abbiamo due ragazze che vengono dall'est, quindi due ragazze russe e questo è anche interessante perché non è un progetto soltanto italiano, ma è un progetto che è appunto globale, direi, che poi è quello che per noi è la sicurezza in Volvo, un brand globale che fa della sicurezza il suo punto di riferimento. Nel mio lavoro è una questione dell'equilibrio, la dualità tra la forma, cioè come in questo caso il cubo di polistirene che sembra fatto di marmo, e la sua materia invece che è molto fragile, cioè qualsiasi tocco un pochino più forte potrebbe danneggiarlo, e quindi questo cubo qua come un monolite esposto in questo studio, però alla fine è esposto anche a qualsiasi cosa che può succedere. Quando la Volvo e Lightbox ci hanno proposto di lavorare sul tema della sicurezza, mi è venuta la curiosità di trovare qualcosa di veramente sicuro, perché sembra che non esiste nel mondo, perché nella natura è tutto così instabile, anche nel mondo delle cose. Quindi ho cominciato a guardare le immagini, cercare quell'immagine che mi potesse trasmettere questa sensazione della sicurezza. E mi sono ricordata di aver visto un quadro di San Giovannino che abbraccia Agnello, con quel gesto molto dolce, la mano bianca sul pelo bianco. E quell'immagine sì che mi trasmetteva quella sensazione della sicurezza e della consolazione. E allora l'ho reinterpretata e ho fatto questo quadro che ho intitolato Fluorescenza, perché fluorescenza è quel momento molto intimo e allo stesso tempo dell'apertura al mondo, quindi quel gesto dolce che viene condiviso. Per questi caratteri, che infatti io lo chiamo anticarattere, io ho mischiato anatomia di pecora, della pecora e umano, e anche usato di caratteristica della pecora. Un animale obbediente, un animale calmo che ha voglia di seguire. Nella storia, dal punto di vista anche metaforica, è diventato simbolo di purezza anche proprio per essere innocente, perché segue e non decide niente, non pensa. Ho cercato di levare peso di peccato dalle sue spalle. Invece tutto questo peso di peccato ho messo sulle spalle di una persona, Socrate, un personaggio che secondo me non è storico, invece viene da un folklore, che dal passato ogni saggezza, ogni modo di pensare, di criticare, lo mettevano, diciamo, attaccavano a questo carattere, Socrate, così hanno creato questo saggio, questo grande. E penso solo Socrate è così sicuro di se stesso che può sopportare questo peso, di rimanere da solo, essere peccatore, essere colpevole. Forse anch'io appartengono a loro, diciamo, non posso anch'io sopportare questo. Ci è piaciuta molto l'opportunità di vedere realizzato il nostro valore di brand attraverso degli occhi innocenti, cioè completamente fuori da un ambito commerciale. Penso che un'azienda abbia sicuramente una missione commerciale, questo è ovvio, è la sua stessa esistenza, però abbia anche un dovere etico, un dovere sociale importanti, soprattutto quando ha dei valori così forti e così caratterizzanti come Volvo, che in realtà fa dell'eticità e della responsabilità sociale uno degli elementi fondamentali del proprio essere.